Grazia Deledda innanzitutto nasce quando? Il 27 o il 28 di settembre del 1871? Perché lei in molte lettere dice sempre con molto orgoglio che era nata il 27 settembre e per questo tra i suoi tanti nomi c'era Cosima, perché il 27 settembre è dedicato a Cosma e Damiano, i due santi guaritori che hanno tra l'altro una bellissima chiesa dedicata proprio sulla strada verso Mamoiada, e la famiglia di Deledda, di Grazia, era molto devota a questi due santi. Oppure è nata il 28 perché il suo documento ufficiale presso il comune di Nuoro recita che il 28 settembre è nata in una certa ora della notte, è nato a Nuoro un bambino di sesso femminile. E dico questo sottolineando un bambino di sesso femminile perché quando lessi questo documento ufficiale mi sono domandata: ma non era più semplice scrivere è nata una bambina e basta? Evidentemente all'epoca il bambino, cioè il maschio, era il modello centrale della civiltà, del popolo, della popolazione, insomma il maschio era al centro di tutto, quindi la deviazione era questo sesso femminile che ogni tanto veniva fuori. Quindi questo già la dice lunga sull'ambiente in cui Grazia Deledda si trova poi ad operare. Era un ambiente non particolarmente ristretto perché non era un caso unico, cioè siamo alla fine dell'Ottocento e una donna alla fine, soprattutto in Barbagia, questo sì, al centro della Sardegna, e cosa doveva fare? Doveva imparare giusto a mettere la firma dove magari il marito le diceva firma qui, doveva imparare a fare due conti se avevano 2 uova da vendere piuttosto che 1 litro di olio, ma niente di più, perché la donna era, diciamo, destinata ad essere la padrona della famiglia. Quindi Grazia Deledda nasce in un momento difficile, ma ripeto ancora, non perché Nuoro sia particolarmente retrograda, ma perché questa è la civiltà in cui le era toccato vivere. Comunque Grazia Deledda si trova in una situazione in cui lei come femmina non può, cioè non è necessario studi, tant'è che arriva alla 4ª elementare che ripete proprio perché le piace tanto studiare, e la maestra di Grazia Deledda è stata veramente importantissima. Poverina non ha avuto fortuna perché la maestra è andata in casa di Deledda a dire: cari signori, fate studiare questa ragazzina perché ne vale la pena. Dove poteva studiare Grazia Deledda? In un istituto femminile. Anche qui ricordiamo che appunto c'erano gli istituti superiori tenuti da suore e a Nuoro non c'era, quindi sarebbe dovuto andare fuori, ma era, diciamo, rigorosamente femminile e, ripeto ancora, non era necessario. I 2 maschi della famiglia invece fanno gli studi superiori, uno va a Cagliari, l'altro a Sassari, poi finiscono male tutti e 2, uno ubriaco, l'altro insomma è andato pure in galera. Quindi Graziella si trova, come dire, senza una istruzione superiore, ma neppure media. Dopo la 4ª elementare, che cosa succede? Grazia Deledda studia e impara l'italiano come una lingua straniera, questo lo vorrei sottolineare. Grazia Deledda impara l'italiano sui libri, come noi impariamo l'inglese, come noi impariamo il francese, una lingua straniera, perché lei parlava in sardo e tutta la gente intorno a lei parlava sardo.